Danni ingenti sia a Danta di Cadore e in particolar modo a Santo Stefano, con tutto un versante in frana, e da qui appunto la volontà di verificare in loco i danni e poi di rimandare tutto a una riunione che faremo lunedì mattina con i due sindaci. Un sopralluogo in Comelico sui luoghi del disastro del maltempo ha convinto il presidente Zaia a spingere sull'acceleratore degli interventi. Lunedì mattina, vertice a San Vendemiano con i sindaci di Santo Stefano e Danta di Cadore per stilare la lista degli interventi. Zaia ha già le idee chiare. Noi diciamo che bisogna fare opere di prevenzione, prova ne sia che nel 2010 abbiamo presentato un progetto da 2 miliardi di euro che a tutt'oggi risulta non finanziato dal governo. È necessario regimare le acque superficiali, portare a valle le acque senza che creino erosione, mettere paravalanghe, rinforzi berlinesi, palificazioni. Il vertice di lunedì sarà l'occasione per il sindaco di Santo Stefano di tornare a chiedere i soldi spesi per la realizzazione della bretella di Busdeval, promessi anni fa da Venezia e non ancora arrivati. Tornando ai problemi di questi giorni, per il presidente la strada di Danta potrebbe essere riaperta entro una settimana, massimo 10 giorni. Più complicata la situazione di Santo Stefano. Tornerà sicuramente sul tavolo della regione la proposta, rilanciata da Alessandra Buzzo già dopo le frane del 9 agosto, della galleria di Coltrondo. La stessa Buzzo oggi ha consegnato nelle mani del presidente lo studio di fattibilità della galleria. Non è che i sindaci la vogliono e la regione no, anche noi la vogliamo, paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno, non si capisce per quale motivo dei 21 miliardi non si possano avere 50 milioni per fare una galleria. Quindi la galleria è una grande opera infrastrutturale che vogliamo fare, ma è in là nel tempo. Dall'altro però dobbiamo mettere anche in sicurezza tutta quella strada e quel versante in modo tale che anche il sindaco di Santo Stefano di Cadore possa dormire sonni tranquilli. L'intera regione è sotto acqua, sassi e fango, già richiesto lo stato di emergenza e per il Comelico è la seconda volta in pochi mesi. A agosto toccò ancora a Santo Stefano e a San Pietro. Lo stato di emergenza l'ho già chiesto, fra l'altro la zona del Comelico è già la seconda richiesta perché l'altra è stata fatta ovviamente quest'estate, abbiamo già stanziato le risorse, i famosi 500.000 euro e ne stanzieremo ancora proprio per essere a fianco ai nostri sindaci.